Buonasera e benvenuti a questo appuntamento con i martedì del food, il terzo appuntamento in cui ci troviamo qui alle librerie di Italypost. Vi presento l'autrice del libro che andiamo a presentare questa sera, Fuori Menù, gli imprenditori che hanno rivoluzionato il gusto Made in Italy, Fernanda Roggero, giornalista, collega del Sole 24 Ore, e vi presento due imprenditori del Nord-Est, uno dei quali è presente anche in questo libro con una lunga intervista, ma poi del modo in cui si trattano questi libri ne parleremo poi, che è Dario Loison, amministratore delegato della Loison. Tutti conoscerete i suoi panettoni, mentre qui accanto a me abbiamo Roberto Brazzale, che è il titolare del gruppo Brazzale. Andiamo a presentare questo libro che si chiama Fuori Menù, gli imprenditori che hanno rivoluzionato il gusto Made in Italy. Intanto, Fernanda Roggero, questo è il tuo libro d'esordio, Sì. e per questa collana che si chiama Bellissima. Sì, Prego. mi sentite? Sì. È una collana sul Made in Italy e quindi si vanno ad esplorare vari settori. È uscito anche un libro sul design, è uscito un libro sul management, un libro sui musei d'impresa, quindi sono vari settori, vari aspetti del Made in Italy, e poiché io mi occupo da tanti anni di agroalimentare, mi è stato chiesto di occuparmi di questa parte qua. Ed è un libro molto, molto bello che racconta di tanti imprenditori, di idee innovative, ed è un libro molto focalizzato sugli imprenditori del Nord-Est. Non è per piaggeria nei confronti di alcuni ospiti, ci sono naturalmente anche escursioni, Donna Fugata e altri protagonisti, però insomma c'è tanto Nord-Est, e per Nord-Est intendiamo Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia. È un territorio a te caro, è un territorio dove qui trovi veramente delle idee originali, creative. Guarda, è stato un po' casuale. In effetti poi mi sono resa conto anch'io dopo che eravamo un po' sbilanciati, e di questo mi dispiaccio naturalmente. Ma forse al pubblico no, in questo caso a Padova. Però la scelta, allora, la genesi è questa. La collana della collana si occupa una collega del Sole che si chiama Nicoletta Picchio, ed è lei che mi ha chiesto se volevo scrivere il libro. Io non ho mai voluto scrivere libri perché sono una giornalista, una quotidianista, per cui... Hai il passo veloce del quotidiano, la notizia. Esatto, certo. tu credo mi capisci. Esatto, moltissimo. Per cui l'idea del libro mi è sempre sembrata una cosa tanto, tanto impegnativa. Però ho detto di sì perché comunque ovviamente l'argomento era il mio argomento, e quando c'è stata la scelta, perché abbiamo deciso di fare storie di imprese, in realtà storie di imprenditori e di come gli imprenditori vedono il futuro della loro impresa. Ho avuto la totale massima libertà di scelta dei nomi delle aziende, e mi sono basata ovviamente sono tutte persone che io conosco molto bene, e sono quelle che a me distinto davano più l'idea di un impegno totalizzante rispetto all'azienda, e di idee innovative, di un cambio di passo. Spesso sono storie di aziende che fanno capo a una famiglia, o comunque che adesso magari sono state affidate a management esterno tipo Illy, che però hanno una solida tradizione familiare. Anche questo le accomuna abbastanza. È andata così. Ecco, abbiamo parlato di interviste, ma in realtà non è corretto, perché chi avesse sfogliato... Non sono interviste. Esatto, chi avesse sfogliato il libro troverà per ogni protagonista una breve introduzione che è scritta da te, e poi un racconto in prima persona. C'è ad esempio Dario Loison che racconta in prima persona la sua storia. Perché hai usato questa forma, e perché ti è sembrata la forma, diciamo, più semplice per raccontare la storia dell'imprenditore? Allora, ho usato questa forma sempre sulla base di quello che ti ho detto prima, perché io appunto non ho mai scritto un libro, non mi sono mai messa così in primo piano. Mi sembrava più utile lasciare la parola a chi queste storie le ha vissute. E quindi mi sembrava più diretto, senza mediazione. Ho trovato che potesse essere un medium ideale. Almeno.
Io ho pensato Ecco, così. forse per il fatto che non avevi scritto altri libri prima, hai diciamo avanzato tu stessa nella prefazione una critica a questo libro, e quella di una giornalista, quindi di una donna, che nel libro inserisce poche donne, 2, non mi sembra. Sì. Sì, ecco, come mai non ne hai messe di più? Cioè, se l'avesse scritto probabilmente un libro l'uomo, qualcuno avrebbe storto il naso, no, vero? Sì. Può darsi. Non è che non ci siano donne ovviamente nell'industria, nell'imprenditoria italiana, però forse nell'agroalimentare hanno più ruoli, non dico marginali, però spesso nelle aziende, adesso poi voi mi direte Sì. se siete d'accordo, spesso poi alle donne, soprattutto poi nelle aziende familiari, viene dato il compito di occuparsi del marketing, della comunicazione, difficilmente hanno un ruolo totalmente apicale. E quindi forse questo libro rispecchia un pochino la realtà. Questo. Volevo magari già introdurre Dario Luison, che invece ha una figura importante, femminile, no? Nell'ambito della propria azienda. Sì, l'amministratore delegato è un uomo, Dario Luison ce l'abbiamo qui, però il ruolo di tua moglie Sonia è importantissimo, insomma, in questa azienda. Direi sono cresciuto con una donna che vedevo lavorare come a ritmi assolutamente, oserei dire, impossibili, e una madre che ho sempre visto lavorare, che penso molto del mio DNA sia suo. Mio fratello assomiglia molto a papà, un po' più commerciale, io sono più orientato al prodotto, alla produzione. Devo dire che ho portato avanti questa dedizione proprio quotidiana al lavoro, e ho avuto la grande fortuna di trovare una donna che ha condiviso un po' il progetto, la sfida. Non è facile, lavorare assieme è un grosso problema. Ai giovani dico: non fatelo, assolutamente non fatelo. Però fatalità, siamo ancora sposati, viviamo ancora sotto lo stesso tetto, con mille difficoltà, però ci stiamo riuscendo e stiamo andando avanti discretamente. Abbiamo capito che per essere un po' diversi dobbiamo enfatizzare la creatività italiana, che si dimostra anche nel packaging che Sonia fa, e questo è importantissimo per la scelta del prodotto, dove all'interno ci deve essere una qualità che poi tocca anche il quinto senso, che è il cuore, diciamo, e quindi non solo l'occhio, non solo il tatto, non solo la capacità di espressione e di innovazione che ogni anno mettiamo nelle collezioni, ma all'interno anche questa unione, quindi design e gusto di prodotto, per fare un po' l'Italian lifestyle, se vuoi. Quindi sì, importantissimo il lavoro di Sonia, che anche stamane alle 7 era già in azienda per il problema della gestione del personale, che adesso ci avviciniamo a scegliere nell'ambito della stagionalità, e quindi a selezionare, a vagliare, che è un problema non da poco. Quindi sì, importantissimo il lavoro della donna. Noi abbiamo tante donne, oggi stranamente spariscono i maschi, abbiamo sempre meno ragazzi disponibili, il commerciale è quasi tutto donne, in produzione anche in un reparto che mai avrei pensato fino a ieri che era il reparto impasti, adesso abbiamo qualche donna, quindi sì, sempre più, ahimè, tante donne, quindi è un caso quello che ha giustamente detto. In ogni caso, se vogliono, c'è un'opportunità, la donna ha un istinto organizzativo maggiore, e devo dire che aiuta moltissimo oggi più che mai. Ecco, con te Dario poi affronteremo il problema del passaggio generazionale che tu hai toccato e che tu stai sperimentando da quanti anni, Edoardo, in azienda? Da 2 anni, insomma, quindi si sta inserendo con la sua sensibilità, con il suo spirito moderno, e ovviamente con altre sfaccettature. Roberto Brazzale, abbiamo toccato il tema della famiglia delle donne, ma Dario accennava al tema del personale.
prima di cominciare questo incontro abbiamo parlato a lungo di questo, che sembra essere un grave problema che si è acuito con il Covid, o c'era già prima e che i 2 anni di pandemia, diciamo, ci hanno distratto e non abbiamo capito quanto fosse grave. Il ruolo del personale sul fatto che le aziende non trovano lavoro. Beh, questo è un dato di fatto, anche perché c'è una serie di rigidità in Italia, tra cui una scarsa mobilità territoriale e così via. Ci sono alternative, per esempio il reddito di cittadinanza, ci sono stili di vita, combinazioni, geometrie oggi che permettono anche di persone giovani di lavorare relativamente o addirittura di non lavorare. Il punto è che noi dimentichiamo una cosa, che l'Italia non è attrattiva, cioè non è un paese attrattivo per il lavoro né per gli imprenditori né per i dipendenti, in quanto il carico fiscale è eccessivo, le prestazioni a favore dei dipendenti, lasciamo stare le pensioni, ma a favore dei giovani, dei lavoratori, non sono adeguate ad un paese civile. Dunque molti se ne vanno, sono 120.000 che se ne vanno. Dimentichiamo una cosa chiave, che la generazione nostra aveva 1.100.000 nati all'anno, oggi siamo a 400.000 e 30 anni fa eravamo a 600.000. Dunque noi stiamo perdendo circa 500.000 di vite all'anno tra morti e nati, e stiamo circa avendo 1/3 dei nati rispetto alla nostra generazione, cioè mancano fisicamente. Mancano braccia? Proprio, sì. Sì, mancano. Poi ovviamente tutto in un certo senso concorre, tra l'altro, anche l'eccessivo carico fiscale, l'eccessivo carico contributivo, per cui la scarsa remuneratività dei salari. Cioè a un certo punto, se non conviene lavorare, è anche perché non c'è un salario o comunque non ci sono delle paghe interessanti, e questo dovrebbe far riflettere, perché significa che l'intero sistema ormai è diventato talmente pesante che rapina anche a chi lavora e rende non più interessante nemmeno lavorare, non solo esercitare attività di libero, diciamo attività come possono essere quelli delle partite IVA, cioè di imprese, piccole imprese e così via, o professionali, ma addirittura non è più nemmeno interessante lavorare. E la situazione è difficile e diventerà ancora più difficile, senz'altro. Fernando Roggero, tu lavori al Sole 24 Ore, quindi un quotidiano prettamente economico o di politica economica. Questi problemi li trattate praticamente quotidianamente. Nelle interlocuzioni con il governo e con il Parlamento, cioè con questi decisori, le voci e le istanze di imprenditori come Brazzale, come Loison, arrivano ai decisori, a chi può decidere, oppure no? Senti, sì, certamente arrivano da anni, arrivano da decenni. Io lavoro al Sole da tantissimi anni e non so, sono decenni che sento parlare del tema del cuneo fiscale, che va ridotto, eccetera, eccetera. Non si è mai fatto niente, però. Quindi non è che i problemi non si conoscono, in parte si conoscono anche le soluzioni, però poi non so perché non vengono attuate. È come un circolo vizioso continuo. Ma questo alla lunga che cosa può portare? Cioè, Roberto Brazzale prima diceva l'Italia non è più attrattiva, non è più attrattivo lavorare. A un certo punto nel libro tu dici che l'agroalimentare è il nostro petrolio. Non è che il vino, pensiamo esatto. solo al vino. Ma non è che questo petrolio rischia di esaurirsi o comunque di non essere ben canalizzato, per cui altri paesi che non hanno questo petrolio però sono più attrattivi riescono a superare l'Italia? In questo specifico settore io non so voi cosa ne pensiate, però io credo di no, perché noi abbiamo veramente una marcia più, abbiamo un know-how e abbiamo una passione per il prodotto che mi sembra che altrove non ci sia. Non so se voi siete d'accordo. Dario Loison. Posso solo che confermare, i numeri lo dicono, una piccola azienda come la mia, che siamo una trentina di persone, 40, coinvolgendo tutto quello che vuoi, mezzi esterni per attività di comunicazione, social, quello che vuoi, e alla fine nel cibo noi oggi esportiamo in oltre 70 paesi, oltre il 60% della produzione, e tutto 95% a marchio, che vuol dire che si è riusciti comunque in qualche maniera a farsi riconoscere
un valore che normalmente nel cibo è un po' difficile farlo. È molto facile cadere schiavi delle marchio di terzi, del label, della distribuzione, quindi alzare molto lo standard e i livelli di professionalità banalmente nell'ingredientistica, nel processo, sapere di prezzo e riuscire anche a farsi rispettare nel marchio. Oggettivamente il Made in Italy è un po' più facile che non in altri canali. Certo, uno può dare un marchio di fantasia e farsi una distribuzione negli Stati Uniti, ma poi oggi il fatto che siano disponibili informazioni ovunque nel mondo, a noi, per chi vive in altri paesi e chi vive dall'altra parte del mondo, per recuperare informazioni da Google, se abbiamo un'azienda o un ufficio, questo ci dà la possibilità di essere più trasparenti e aver riconosciuto del valore anche dal consumatore. Noi abbiamo creduto molto in questo e devo dire che ci stiamo riuscendo bene. C'è un valore reale. Ricordo sempre una ricerca dell'università delle 3 università maggiori economiche, quindi Ca' Foscari, Bocconi e Luis, di anni fa, che editata da Sole 24 Ore, dove diceva che un panel di oli mediterranei, stessa tipologia di olio, stessa bottiglia, stessa etichetta, al Made in Italy veniva riconosciuto un valore maggiore di circa il 30% solo perché era Made in Italy, perché l'olio era lo stesso, cambiava solo un'ipotesi di origine, ribadisco. Quindi noi abbiamo un forte valore di identità riconosciuto, ma non solo chiaramente nel cibo, anche nel design, anche in alcune altre aree. Dobbiamo gestirla bene. Il cibo non ce lo possono portare via, perché possiamo vendere l'immagine di un abbigliamento che bene o male produciamo altrove, o per una grossa parte produciamo altrove e magari rifiniamo qui, ma nel cibo non ce lo possono portare via, perché è il nostro territorio. Poi noi, con questa varietà estremamente diversificata, abbiamo delle peculiarità che espresse proprio dal territorio, dal microclima, che fa oggettivamente la differenza. E ci viene se posso aggiungere una cosa, c'è questo termine che ormai è talmente abusato che non si può più sentire, quindi lo storytelling, sì. Però il concetto è essenziale, è vero, perché noi abbiamo bisogno di raccontare questa nostra capacità di essere vincolati alle tradizioni in una maniera virtuosa, perché dalla tradizione parti e poi però hai l'idea e l'innovazione, quindi c'è uno sviluppo. E questo credo che sia essenziale. E poi ha ragione Dario, perché ci sono delle cose che sono nostre e che sono qua. Cioè Paolo Gennari, che ha inventato i crudi parmigiano reggiano, tutte le mattine alle 5 è lì a fare la cagliata e non c'è Natale, non c'è Capodanno, lui è lì. Meteo, esatto, tutto quanto. Roberto Brazzale, la vostra azienda ha anche diverse sedi all'estero, come viene percepito il Made in Italy ed effettivamente il nostro petrolio, insomma, questo. Microfono. Magari io sono molto scettico su queste cose. Allora, premesso che l'Italia non esiste, esistono decine e decine di straordinari territori meravigliosi, di storie, di culture, di lingue e anche di produzioni, perché l'Italia è uno dei paesi con la maggiore varietà microclimatica e di conseguenza parlare di Made in Italy è un assurdo, perché non esiste l'Italy. Cosa significa Made in Italy? Significa fatto in Sicilia, significa fatto in Val d'Aosta, significa fatto, non so, È un concetto di marketing che si è affermato nei decenni scorsi, cioè che noi possiamo usare con intelligenza, come stava evidenziando Dario, ma l'importante è non crederci. Perché se ci crediamo poi finiamo... Non crederci noi italiani, dici? No, capire di che cosa stiamo parlando. Allora, se il Made in Italy significa il prestigio, l'efficienza di un sistema, non ci siamo, perché il sistema italiano è uno dei peggiori del mondo. Parlo di sistema complessivo, cioè un sistema fiscale che ci impedisce di avere l'ossigeno che hanno i nostri concorrenti internazionali per fare gli investimenti.
ci impedisce di remunerare come si dovrebbe i nostri lavoratori, e difatti i migliori se ne vanno, ne abbiamo anche di migliori che restano, però non è soltanto come, cioè quanto si lavora, ma è come si lavora e si vive, no? Dunque un sistema Italia che sia propizio alle imprese non esiste. Anzi, devo dire che il sistema Italia purtroppo è un sistema fortemente corporativo, è un sistema che quando fa sistema lo fa danneggiando il territorio, danneggiando la popolazione, danneggiando anche il prodotto. Mi riferisco per esempio ai sistemi istituzionalizzati, cartelli istituzionalizzati come sono le grandi DOP, no? Dunque, ciò che mette in evidenza questo libro, che è estremamente interessante, io ho trovato molto interessante, molto bello da leggere, perché ogni biografia è bella. Figuriamoci la biografia di imprenditori. Devi forse inclinare il microfono così. Sì. Figuriamoci la biografia di imprenditori come Dario, cioè diventa ancora più bella. E per chi fa attività di impresa, leggere la storia degli altri è estremamente istruttivo e anche curioso, no? E per cui l'ho letto d'un fiato, ma mi è piaciuto molto anche quello che ha scritto l'autrice, che cerca in qualche modo di schermirsi, ma in realtà sa scrivere. E la cosa che... Meno male, perché Meno dopo male, tutti è il questi suo anni, mestiere. se no, Sì. si era rimessa male. No, ma lei si sta nascondendo, ma in realtà lei meriterebbe che scrivesse anche di più. Più libri. La cosa che mette in evidenza è che in realtà ciò che caratterizza tutti questi imprenditori è il fatto di essere stati degli anarcoidi, di essere stati degli innovatori, di essere andati contro il modo di lavorare che fino a quel momento si faceva. Allora, Dario si sarà chiesto: ma perché devo fare le cose allo stesso modo in cui le facevo ieri? Le farò in modo diverso, le farò in modo più interessante. Dunque, questo è il primo aspetto. Se si rompe con la consuetudine, si fa qualcosa di nuovo, qualcosa di interessante. Non solo, ma ciò che è messo in evidenza è che ogni 50 chilometri si cambia nazione in Italia. Ogni città, ogni provincia possiede una vocazione, una tradizione, una cucina, un codice estetico ed estatico, un gusto tutti suoi. L'Italia non è che un sistema di differenze. Ora, la cosa bellissima è che quando queste differenze sono espresse da individui che sono liberi, che sono spesso geniali, che hanno la capacità anche di ovviare a tutti gli ostacoli che lo Stato frappone fra loro e il risultato, questa diversità si esprime e si valorizza. Dall'altra parte, uno Stato che ha scelto il centralismo, e oltre al centralismo ha scelto anche l'istituzionalizzazione dei cartelli, dei centri, diciamo, di controllo dell'offerta. Mi riferisco ad esempio al più grande sindacato agricolo, mi riferisco ad esempio alle DOP. Sono sistemi che danneggiano paradossalmente il prodotto, perché comprimono la capacità imprenditoriale di centinaia di imprese, ma che io, scusate, dico queste cose con la più totale stima dei miei colleghi, ma sono stato invitato per dire qualcosa di diverso da quello che si pensa normalmente, e ho ormai 45 anni di esperienza lavorativa per fare una sintesi. Dunque, noi in realtà il concetto di Made in Italy, se è preso in un modo convenzionale e ci si crede troppo, finisce per danneggiarci, perché finisce per portarci ad una idea della produzione italiana come produzione, ad esempio, legata soltanto alle materie prime del nostro territorio, che sono strutturalmente, irrimediabilmente deficitarie. E molto spesso sono inferiori qualitativamente a quelle che possiamo raccogliere, possiamo creare, possiamo acquistare all'estero e fare noi stessi. Dunque, una grande penalizzazione del potenziale che può esprimere il Paese. Se noi pensiamo all'Italia come un insieme, all'industria alimentare italiana, come un'industria fatta di piccole eccellenze, ad esempio Slow Food ha il grande merito di avere salvato, conservato l'identità di moltissime di queste produzioni, ma non l'ha fatto con lo scopo di creare dei cartelli come sono state le DOP, l'ha fatto con lo scopo, diciamo, culturale, identitario. Bene, ma un conto è lo snobismo, un conto è l'economia, un conto è l'identità intesa come salvaguardia della diversità e della varietà che ispira noi industriali, anche che siamo industriali, noi fra l'altro siamo industriali per numero, ma non per
operazione, perché lavoriamo 1000 litri di latte alla volta, anche noi che ne lavoriamo 600.000, 800.000 al giorno, ma ne lavoriamo 1000 alla volta con un metodo artigianale, no? Però alla fine qual è il tema? Che il Made in Italy è diventato una specie di bandiera protezionistica di alcune corporazioni che hanno interessi che non coincidono con gli interessi della totalità del paese, perché il paese ha interesse a che l'industria alimentare si sviluppi nel suo modo più ampio e si sviluppi andando oltre le limitazioni territoriali di cui soffriamo, cioè si sviluppi valorizzando al massimo l'internazionalizzazione. Noi siamo l'unica industria casearia italiana internazionalizzata. È pazzesco. Ci sono centinaia di industrie casearie che sono molto più capaci di noi e non sono internazionalizzate perché sono all'interno del sistema. Questa è una perdita enorme di potenziale, tant'è che anche il concetto di Italian Sounding è un concetto che viene inteso in maniera totalmente sbagliata. L'Italian Sounding, anche in questo libro, questo devo dire, non sono d'accordo con chi scrive, l'Italian Sounding non è una truffa. Italian Sounding, innanzitutto bisogna distinguere tra Italian Sounding e frodi, perché la frode è un atto penalmente rilevante. Se io faccio un panettone con il marchio di Loison, chiaramente sto facendo una frode commerciale. Ma se io, ispirato da Loison, faccio un panettone o provo a fare un panettone con il mandarino o con la tal... Lo faccio per imitazione, che dai tempi di Adamo ed Eva è il motore del mondo, per imitazione anche noi, anche Ferrari imita gli champagne, non è che gli champagne abbiano imitato Ferrari. Dunque, questo concetto di imitazione ci dice che se ci sono 100 miliardi di Italian Sounding nel mondo, che è un'attività lecita, vuol dire che ci sono 100 miliardi di domanda di prodotti italiani che gli italiani non sanno soddisfare. Però, infatti, io credo di aver scritto, o non so se, comunque ne sono sicura, ma penso anche di averlo scritto, che tutto questo è vero altrettanto però che chi ha comprato un parmesan in America e poi un giorno assaggia un vero parmigiano, probabilmente diventa poi consumatore ed acquirente del parmigiano vero. Quindi il problema è di portarglielo, cioè di fargli capire la differenza. Poi ci sono due campionati diversi e devono esserci tutti e due, nel senso che la piccola azienda di nicchia, con forti radici storiche, tutto quanto, ci sta bene, eccetera. Però quando parliamo di industria alimentare, noi abbiamo bisogno di crescere, perché comunque anche un'azienda come Butti, che è la più grande in Italia per fare tratta il pomodoro, rispetto al mercato internazionale è un piccolo, non è niente. Lei sa che ci sono le quote in Italia? Lo so. Come facciamo a crescere? No, è una cosa che si tace, si sottace. Per esempio, i due grandi formaggi grana, anche questa è una cosa curiosa, no? Ma io lo dico, guardate, sono uscito dal consorzio, dalla produzione di grana DOP. Non avevo dubbi. No, ma sono uscito perché ritengo che siano modelli superati. Cioè, se qualcuno mi impone il territorio dove andare a prendere il latte, se io trovo il latte migliore in un altro territorio, perché devo continuare a fare un prodotto che è inferiore di qualità, no? Allora, io credo che l'imprenditore deve essere libero e che è solo attraverso la libertà, come queste storie dimostrano, che riesce a combinare i fattori di produzione in modo innovativo, perché ogni momento cambiano. Non esiste una produzione tradizionale, toglietevelo dalla testa. Ogni prodotto tradizionale, cosiddetto tradizionale, ha subito cambiamenti incredibili nel corso della storia. Il parmigiano reggiano non ha nulla a che fare con quello che si faceva 50 anni fa. Lo stesso il grana padano, perché lo facevo con mio papà. Non ha nulla a che fare. Sono prodotti in continua evoluzione. Dunque, qual è l'aspetto fondamentale? Che se noi imponiamo delle quote per sostenere i prezzi, ecco lo scopo protezionistico di queste corporazioni, che finiscono per condizionare gli stessi produttori, magari bravissimi, ma che a un certo punto non hanno la forza di uscire dalla corporazione, ne restano dentro, dividono queste fette di marginalità, di redditività, e a quel punto non si cresce. Come si fa a crescere se ognuno ha una quota di produzione annua che non può superare? Qui parliamo nello specifico del settore. Io per piantare un vigneto, scusate, ma ho scoperto una cosa. Volevo piantare un vigneto. No, ma è inarrestabile, ma questi sono i fatti. Allora, se voi provate a piantare un vigneto, provate? Non si può. E l'ho scoperto. E un giorno ho detto, vabbè, ho chiamato un mio amico agronomo e ho detto, guarda, vorrei piantare un po' di visè per valorizzare sto angolo qua. Ma che hai tu i diritti? Ma i diritti di cosa? La proprietà, Ma cosa sono i diritti di impianto? È follia.
Grazie. Tra l'altro ne approfitto per ricordare che questo incontro viene trasmesso in diretta sulle pagine YouTube e Facebook di Librerie Italy Post, dove viene registrato, per cui sarà disponibile dopo. E questi sono tra l'altro incontri che facciamo in collaborazione con Julius Meinl e Caffè Austriaco, che ha qui una sede tra l'altro a Vicenza. Ha anticipato la parola anarchia, che volevo tirare fuori, che compare nelle prime pagine e che mi sembra che sia una nota che compare in tutti i ritratti che noi facciamo. La seconda parola che viene citata spesso è sostenibilità, e una parola che compare spesso e che poi facciamo andare a nozze Dario Lison è digitale, perché Dario Lison cominciò a fare digitale quando ancora l'alfabetizzazione informatica non era così formata. Volevo farti tornare, Fernando, sul discorso dell'anarchia. Cioè, è vero che questi imprenditori, come sosteneva Roberto Brazzale, non sarebbero stati tali se non fossero stati un po' anarcoidi. A me è venuto in mente, anche perché sono stato recentemente al premio Nonino, se Gianola Nonino si fosse accontentata diciamo, della decisione di escludere certi vitigni autoctoni, la sua grappa non sarebbe diventata quello che è il miglior distilleria al mondo nel 19. Sì, tutti hanno avuto questa capacità di essere tenaci nei loro sogni, diciamo, per cui di andare dritti per la loro strada. Non è stato facile, per molti è stato complicato in certi momenti dell'attività imprenditoriale, però alla fine tutte queste persone di cui si parla nel libro hanno avuto la capacità di farlo. Questo è vero. Io capisco quello che dice Brazzale sui limiti, sui lacci che anche alcune istituzioni volte alla tutela dei prodotti pongono. Credo che però la verità, cioè, ci sia un giusto mezzo. Pensiamo al Prosecco. Se ci fosse, già adesso secondo me si fanno troppi impianti di glera, ma se fosse completamente libero sarebbe forse problematico, no? Anarchia, ma non in senso buono, insomma. No, dico, perché no? Cioè, in qualsiasi attività umana, domanda, offerta, mercato, produzione si aggiustano. Il punto è che sono inevitabilmente, e non possiamo discutere, sono strutture di controllo dell'offerta nate con quell'obiettivo specifico, addirittura disciplinate con quell'obiettivo specifico. Dunque sono strumenti che non hanno nulla, diciamo, che servono a comprimere la libera espansione delle attività imprenditoriali, dei singoli imprenditori. Che poi si possa dire che alla fine una popolazione come quella italiana preferisce questo sistema ad un altro, va benissimo, ma non che venga a chiedermi dopo la crescita. La crescita non la fai se ti autoimponi di non crescere. E un altro aspetto decisivo è che il massimo sindacato italiano, cioè la Coldiretti, ha condizionato per decenni la popolazione, convincendola che i prodotti... Anche i governi. I ministri sono espressi dalla Coldiretti e hanno il terrore, tutti, escluso il sottoscritto Giorgio Fidenato, sono terrorizzati dalla Coldiretti in Italia. Ha convinto i consumatori che le materie prime, i prodotti esteri, siano pericolosi, cattivi e così via, e che gli unici buoni siano quelli italiani. Vanno al Brennero con i ministri a fermare i camion di paesi nei confronti dei quali dovremmo solo inchinarci per la capacità di lavoro. E questo cosa ha prodotto? Che la nostra produzione industriale all'agroalimentare tende a concentrarsi sulle materie prime nazionali, che sono inevitabilmente limitate, perché il territorio italiano è molto limitato sotto l'aspetto della superficie agricola utile, metà della Spagna, metà della Francia per abitante. Dunque ci stiamo autolimitando anche da quel punto di vista. Lei mi dice, ma uno può benissimo andare a prendersi la materia prima estera. Sì, vediamo cosa succede ai pastai che vanno a prendersi la materia prima estera, vengono boicottati, denigrati. Nel libro è scritto bene perché esce più di una volta. Dunque, tutta questa forza e prevalenza di queste corporazioni che riescono ad imporre delle logiche particolari, degli interessi particolari, danneggia l'economia nel suo complesso e danneggia anche la creatività. Noi siamo andati a farci il latte nel luogo migliore al mondo, cioè la Moravia, al di là delle Alpi. Per noi era il migliore al mondo e non me ne importa nulla se non è una DOP. Siamo made in future, non siamo made in Italy.
Altri argomenti, poi se fosse una tribuna politica a Dario dovremmo dare gli ultimi 10 minuti perché non ci siamo stati con i tempi. Sostenibilità è una delle parole più usate, insomma, negli ultimi anni. È una parola che ha senso o una parola vuota che è bene ripetere ogni Secondo tanto? me ha senso e secondo me, tranne alcuni casi plateali di greenwashing, in realtà le aziende ci credono e stanno operando attivamente su questo. Poi è chiaro che la perfezione è sempre lontana da raggiungere, però io credo sinceramente che su questo tema ci sia una sensibilità vera. Ecco, la terza parola che volevo approfondire, e poi ridiamo la parola a Dario, è il discorso digitale. Cioè, tante aziende, soprattutto quelle che tu citi, sono partite per tempo col digitale e se non Non l'avevano... tutte però, Sì, non non tutte tutte. queste di cui parlo. E chi non l'aveva fatto l'ha dovuto fare giocoforza negli anni del Covid. Sì, il Covid diciamo che ha dato un impulso un po' in maniera pasticciata, perché a quel punto hai dovuto di corsa attivarti, per cui anche quello ha creato dei problemi. Però ha dato un impulso forte, quindi questo, insomma, per esempio per le aziende sul discorso dell'e-commerce, si è molto sviluppato. Tema del digitale però è un tema complicato, credo, Dario, nel senso non è che ti improvvisi. E devi proprio cambiare un po' forse la cultura aziendale, non so. Beh, Dario ha 30 anni, no, di esperienza sul digitale, cioè prima ancora che esistesse internet quasi, cioè, o comunque che internet fosse di dominio pubblico. Sai, fortunatamente l'esame che più mi è piaciuto a Ca' Foscari è stato economia delle aziende commerciali, quindi il Kotler parlava del servizio al cliente, filosofia che nella gestione diretta del tuo cliente è portante della crescita per qualunque azienda di valore aggiunto, di visione futura, di innovazione. E parlare con tutti i clienti era un po' complesso. Grazie al digitale questo mi è stato estremamente più facile, perché avevo l'informazione diretta dai paesi di ogni angolo del mondo. Quindi nel 96 spiegare a colleghi imprenditori che magari esattamente nel 97, che già nel 96 io ero riuscito a vendere in Giappone piuttosto che in Svezia a persone che mai avrei pensato, perché in Svezia ho venduto 400 panettoni a una massaia che li ha venduti ai club degli italiani di Orebro, e in Giappone ho venduto a un gelatiere sordomuto che fatalità si chiamava Gazzillo Clemente, quindi di origine anche italiana. Ho capito che le possibilità sarebbero state infinite, quindi il mio cliente tradizionale poteva non essere solo il negoziante, ma anche qualcun altro che non sapeva fare il suo lavoro, ma che magari solo perché aveva una conoscenza digitale, o il sordomuto che non può parlare, non può usare il telefono, ma con il computer può fare degli acquisti. Capendo questo ci siamo oggettivamente sviluppati, e senza il digitale non potremmo gestire 80 paesi da soli. Faccio presente che gestire 80 paesi in esportazione, 70 paesi in esportazione, sono poi più, ma diciamo fermiamoci a 70 che va benissimo lo stesso. Gestire 70 paesi vuol dire documentazione diversificata, normativa di etichettatura, vuol dire un sacco di cose che oggi sono anche disponibili per chiunque di noi conosca un po' di inglese e abbia la voglia di, diciamo, conflittuare un momentino con tutte queste problematiche, perché tra l'altro il nostro sistema non prepara dei ragazzi con un buon inglese e per fare sicurezza alimentare che siano in grado di fare un buon servizio di etichettatura. Quindi in ogni caso noi ci siamo riusciti, abbiamo fatto questo, servendo il cliente in maniera diversa e facendoci rispettare quel valore di Made in Italy in più, diciamo, facendo quello che potrebbe essere definito con un termine anglosassone tailored, o tagliato su misura. Quindi per dirvi, andai in Inghilterra Waitrose, parlavo correttamente inglese perché parlo correttamente inglese come sto parlando l'italiano, quindi immancabilmente colui che mi ha portato da Waitrose è diventato a malapena l'autista, perché è stato
immediatamente tagliato fuori in quanto il buyer parlava con me. Mi sono presentato con una valigia piena di proposte di packaging e 3 panettoni, un classico, una marena o una terza. Ho portato la marena come innovazione perché l'unica Coca-Cola innovativa al mondo allora era la Coca-Cola alla marena, che si vendeva molto negli Stati Uniti e in Inghilterra. Waitrose, parlo 97-98, ci scelse con i prodotti innovativi ed entrammo nella gamma innovativa col prodotto confezionato a mano, quindi non erano più pronti a discutere sul prezzo, ma avevano talmente tante variabili che parlare di 10 sterline un panettone chilo all'ora, se io tornavo a casa e lo raccontavo a qualcuno venivo deriso. Eppure è successo questo, e con ordini poi che si sono rivelati anche importanti, perché faccio presente che se l'anulare, la periferica di Londra, la M25, per fare i primi 10 punti vendita all'interno della M25 l'ordine fu di migliaia di panettoni, quindi 3 referenze, 30.000 panettoni, ci pagavano alla grande qualunque forma di innovazione, di packaging, di qualunque cosa per un'azienda piccola che può fare queste cose su misura. Cosa che oggi che adesso anche nel design del packaging, dove ci diverte personalizzare su misura alcune idee di confezione, sempre a marchio, ma proponiamo dei fuori catalogo per andare su una parte di servizio che altrimenti non potremmo. Questo indica di qualità, di un valore aggiunto di prodotto, di un prezzo riconosciuto superiore alla media, che ha portato anche a far sì che, come correttamente dicevi Roberto, altri copiano, fanno in maniera, e questo fa impazzire Sonia, mia moglie, che ogni volta che vede qualcosa vi dico delle serate dove a un certo momento dico non ne posso perché mi fa una capa tanta, ecco, come Dario, si dice. avevamo detto prima che saremmo tornati sul tema del passaggio generazionale, un passaggio che si sta compiendo, appunto dicevamo 2 anni in azienda per Edoardo. Che cosa, diciamo, come vedi tu il passaggio generazionale anche alla luce di quello che c'è stato prima in azienda quando ti è stata trasmessa e quello che vedi attorno, insomma, nel passaggio generazionale? Guarda, mio padre ha litigato con i fratelli e se n'è andato, quindi io per partito preso, quando ho potuto, ho sezionato quanto prima possibile il mio cordone ombelicale anche dal punto di vista professionale. Prima ho fatto un po' di anni nel settore macchine per concerie, poi sono tornato in azienda per dividere i ruoli e le cose in un'ottica puramente futura, quindi se parliamo di vision molto importante, ho fatto un'azienda, una SRL, dove ho dato il 5% a mia moglie e ho acquisito Solo 5? Sì, assolutamente, era così allora, eravamo appena bassa, sì. eravamo appena sposati e quindi non si sa mai. però insomma oggi anche lei ha un'azienda sua, Sonia Design sua, se la gestisce lei 100% in purezza. così siamo a posto, però molto importante, quindi io mi sono indispensabile in tutte le aziende, anche in Brazzale fanno così, bisogna per forza fare un po' di esperienza all'esterno, acquisire un minimo di professionalità, quindi Edoardo prima è stato in Inghilterra a imparare bene l'inglese per 2 anni in collegio dove io ho investito con grandissimo piacere i soldi che più ho investito con soddisfazione, si è formato ed è uscito alla grande da solo con le sue gambe, quindi un po' di sicurezza, è tornato in Italia come studente straniero, poteva andare solo in alcune università private, perché le nostre università pubbliche qualche anno fa non permettevano a tutti, quindi poteva andare o alla LUISS o alla Bocconi o a Castellanza alla LIU, che è andato lì perché era tutto più piccolo, più concentrato, ha fatto 3 anni di economia internazionale lì con esperienze a Shanghai alla Fudan University e poi a Siviglia un semestre, quindi si è portato a casa anche lo spagnolo, quindi 2 lingue, laureato, percorso formativo prima in Svezia con Garofalo per qualche mese, poi in Italia assistente di un'area di un po' di paesi, si è formato 2 anni,
durante il lockdown, piuttosto che stare là, ho detto torna a casa a darci una mano, perché Garofalo ha fatto un exploit pazzesco, la pasta si vendeva moltissimo e quindi non potevano neanche fare il loro lavoro, perché avevano richiesta 3 volte quello che potevano produrre. In un anno un'azienda che faceva 150-160 milioni ha fatto quasi più 40%, capite, numeri difficili anche da spiegare anche per loro. Quindi è tornato a casa e mi ha aiutato nella rinnovare il nostro modo di agire nell'area commerciale, dove adesso ci saranno più persone, più digitali, per gestire sempre meglio in maniera innovativa l'innovazione digitale a valle. Che cosa vuol dire? Un qualcosa che 10 anni fa era impensabile, oggi chiunque di noi con una connessione può vendere o acquistare in tutto il mondo. Quindi se noi abbiamo dei ragazzi in gamba, possiamo con loro fare un'attività di comunicazione globale da soli. Ed ecco che stiamo facendo questa attività in maniera interessante. Quindi nei 70 paesi dove lavoriamo facciamo sia attività di brand per i nostri importatori e distributori, e dove abbiamo lo shop online attivo attualmente in 11 paesi europei. Facciamo anche una politica sul nostro shop online che abbiamo aperto e che avevamo 6-7 anni fa iniziato piano piano, quindi noi fortunatamente eravamo pronti. Oggi le vendite digitali dirette al consumatore sono una realtà estremamente importante per noi, che significa quasi un 10% del nostro fatturato. Fernanda Roggero, al di là dei presenti che hanno raccontato gli spazi di crescita, ma dove vedi spazi di crescita e direzioni dove lavorare per gli imprenditori del food, sia di quelli che, diciamo, di cui hai parlato in questo libro, sia quelli di un ipotetico secondo libro, insomma? Beh, io credo che sia l'innovazione di prodotto. Credo che quello sia il punto focale, cioè più importante. E poi è importante la crescita, che deve essere fatta può essere fatta in diversi modi. Però credo che anche quello sia essenziale, a meno che tu non voglia rimanere una piccola super produzione di nicchia di altissimo livello qualitativo e stai dove sei. Ma credo che al giorno d'oggi sia difficile non crescere, cioè rimanere dove sei. Credo che sia un po' un imperativo. E quindi ci sono una serie di difficoltà poi da quel punto di vista, che sono difficoltà finanziarie, che sono difficoltà strutturali e che sono difficoltà di management, perché anche il discorso del passaggio generazionale è molto delicato. Non tutti i figli sono bravi come genitori, o come Edoardo immagino, spero. Non necessariamente la famiglia è il miglior manager per la tua azienda, cioè non necessariamente il miglior manager per la tua azienda viene dalla famiglia. La famiglia può restare con un ruolo importante di indirizzo proprietaria, ma non necessariamente ha le qualità per portare avanti managerialmente l'azienda. Quindi secondo me è lungimirante, è intelligente riuscire a capire questo passaggio. Cioè se hai all'interno della tua famiglia le forze e la qualità necessarie, o se no vai a cercare il meglio che c'è sul mercato. Rivolgo la stessa domanda anche a Roberto Brazzale, cioè che cosa può fare l'imprenditore senza pensare alla politica, che ha le sue colpe, al sistema, insomma così. L'imprenditore da solo con le sue forze verso dove si deve muovere? Beh, quello che abbiamo fatto fino adesso, perché la politica, noi sogneremmo soltanto che si dimenticasse di noi, cosa che non succede purtroppo. Cosa si può fare? Guardi, l'attività di impresa è un'attività umana che richiede sfida intellettuale. C'è l'idea che possa venire in qualche maniera tipizzata, che possa venire in qualche maniera insegnata. No, non si insegna.
Si possono imparare tante cose, si può imparare l'arte e mettila da parte, si può avere una cultura e si deve avere una cultura. Io, per esempio, i miei figli ho voluto che studiassero musica, ho voluto che avessero una cultura anche che li distaccasse dal denaro, cioè deve essere un fatto umanistico l'attività di impresa, e l'impresa è una comunità. Dunque, la prima cosa da fare per noi che abbiamo questa responsabilità è quello di riuscire a trasmettere la giusta cultura all'interno dell'azienda, all'interno della famiglia. La famiglia vive questo privilegio, questa disgrazia di essere una famiglia di impresa, una famiglia di imprenditori, che è difficilissimo, come citava prima Dario, sono all'ordine del giorno le fratture. Quando io ho iniziato, il nostro patriarca del Novecento morì dopo 2 anni e mi trovai con 30 soci da gestire. Oggi siamo in 3. Lavorare mi sembra andare al Luna Park rispetto alla gestione delle problematiche che ho dovuto subire per 20 anni. E ho imparato una cosa, o perlomeno credo mi sono fatto una convinzione, che i manager non sono una soluzione. O un'impresa, una famiglia agli imprenditori, altrimenti per natura si estinguerà. Ed è giusto che si estingua. Ed è giusto che le imprese si estinguano. Noi viviamo una maledizione in Italia, quella di voler salvare le imprese. È un controsenso, è una contraddizione in termini. L'impresa non può essere salvata, perché o è sana in sé, è viva, è vitale, altrimenti sta bene che si estingua. Queste sono le regole non del capitalismo, sono le regole della natura, dell'attività degli uomini, dell'economia, della vita. Dunque abbiamo bisogno che sia la natura a fare il suo corso. E se i nostri discendenti non avranno le qualità, e ben venga, ci sarà qualcun altro che sarà più bravo di loro, comprerà i rami d'azienda, comprerà le aziende e si sveglia quello che vuole. E bisogna spossessarli. Domanda provocatoria, ma anche gli imprenditori in Italia spesso non sono all'altezza. Il problema è che in Italia gli imprenditori vengono difesi, o meglio, questi imprenditori non all'altezza non vengono esposti alla sanzione del mercato, cioè alla sanzione della vita, ma vengono difesi perché diciamo, la vocazione corporativa dell'Italia, che per molti anni ha nelle istituzioni come Confindustria, le istituzioni diciamo di categoria, ha preferito la difesa dell'esistente, la difesa degli interessi esistenti corporativi alla vivacità del mercato. Dunque, se si è imprenditori bisogna accettare la sconfitta, accettare la sfida. Una cosa che io credo di aver imparato è che i figli devono essere spossessati, cioè l'azienda non è un bene disponibile, è una comunità e in quanto comunità non è vendibile. Dunque, nel momento in cui un figlio nasce e pensa di essere titolare del diritto di disposizione di un bene che gli potrà dare magari milioni di euro, lì siamo già in una cultura sbagliata. I figli devono sentirsi al servizio di una comunità dove hanno un privilegio, che è anche una responsabilità, di recitare un ruolo come quello di un responsabile, ma devono avere l'intelligenza di capire che non è cosa loro. Dunque, in questo modo si fa il primo grande passo. E poi, se meritano, bene, altrimenti l'impresa, la comunità subirà le evoluzioni che la natura impone. Volevo lasciare la conclusione a Fernanda Roggero. Che conclusione possiamo trarre da queste, diciamo, visioni opposte, diciamo, tra la forza della famiglia, il discorso dei manager e anche il caso, ad esempio, positivo che abbiamo citato prima, insomma, Edoardo Loisone abbiamo citato fin troppe volte, forse stasera abbiamo solo fatto pubblicità, tra l'altro tu come azienda hai deciso di non fare, insomma, da tempo. Vedo un'evoluzione, c'è un'evoluzione, concordo con quanto ha detto Roberto, ma se economicamente non sarà in grado di gestirla o
una sola opportunità, o solo lui, mi preparo anche all'aspetto negativo. Lui a decidere, ha l'opportunità di decidere, ma concordo molto e c'è un senso di responsabilità che deve avere, che è anche basato sui numeri. L'impresa deve saper stare. Concordo quindi con quanto ha detto assolutamente Fernanda, che è difficile per una piccola impresa che vuole rimanere di estrema nicchia a stare sul mercato oggi, perché per certi aspetti è più opportunità perché la possono acquistare dall'altra parte del mondo o in molti paesi se ha anche un sito online, però diventa complesso la gestione, la certificazione, la documentazione nel campo alimentare è molto complesso. Almeno questo io lo vedo, e stare sul mercato non è semplice, la gestione del personale dicevamo che non vuole dover anche affrontare, oltre alla vendita tradizionale, una vendita digitale, non tutti sono portati e accettano tutte queste cose. Quindi c'è molto dinamismo, però con un'impostazione, come hai detto, di carattere forte, con un buon prodotto, una buona azione quotidiana, si può fare, si può costruire. È molto più difficile costruire da capo qualcosa oggi rispetto a tempo fa. Gli spazi di mercato sono sempre minori, la via, sono d'accordo, per le piccole imprese è innovazione, innovazione. Stiamo vedendo tanti prodotti nuovi proposti in tutte le aree del mondo alimentare, poi da dire che siano effettivi e che si riesce a penetrare nel mercato, la strada è molto lunga, però non c'è alternativa. Innovare, proporre e cercare di ritagliarsi degli spazi diversi, altrimenti non rimane che la competizione del prezzo, e per le piccole imprese è finita, ma anche per le grandi oggi, perché le economie di massa le possono fare le grandi aziende, insomma. E quindi anche Beh. lavorare molto sul brand, Assolutamente sì. che quello ti Ecco, identifica. volevo lasciarti, ripeto, 5 minuti perché mi hanno detto che ci sono delle persone del pubblico che siano prenotati per le domande, quindi per le Sì, sì, no, ma conclusioni. io non prendo, Sì, sì, non prendo neanche questi 5 minuti, lascio spazio a loro. L'unica cosa che volevo dire è che nel libro, in realtà, perché qui abbiamo parlato di tutte cose molto, molto serie, molto, molto, molto forti, nel libro ci sono tante storie, Sì, cioè belle in da leggere, realtà sono storie da leggere, per cui ecco, mi sentirei di sottolineare questo. Sì, sì, sì. Sì, esatto. Esatto. Cioè, tra l'altro, Ricordo- vuol dire, il libro non è un saggio, ma è proprio quasi un romanzo, no? Dei Sì, in piccoli certi romanzi casi scritti in sì. prima persona, insomma, Allora, così, sì. poi ci terrei così, a segnalare un capitolo che è il capitolo che a me sta più a cuore, anche tu penso che lo capirai, ed è il capitolo di Mieli Tune, quindi di Andrea Sì, Paternoster. Andrea Paternoster, infatti, che viene citato, che vorremmo ricordare anche qui, ne parli anche in modo molto, molto toccante, alla luce del fatto che quando abbiamo letto questo capitolo, insomma, sapevamo poi come era andato a finire. Un mese dopo. Sì, più o meno contemporaneo un alla mese pubblicazione dopo, del sì, libro. Sì, del libro. Un incidente so che si era- fatale nella Brennero, Sì. e tra l'altro la cosa carinissima, ricordo la lettera che nonostante sia morto lui e il ragazzo che era assieme, un suo collaboratore, ha avuto forti menomazioni, hanno devoluto una parte dell'assicurazione. Quell'anno si sono autocollettati tutti per aiutare il ragazzo che era assieme ad Andrea, che è rimasto disabile. Sì, fisicamente provato. No, molto bravi. Adesso ci sono le figlie che continuano. Esatto, continuano l'impresa. C'erano delle domande dal pubblico, qualcuno si era prenotato? era una finta. Era una finta, era una finta. No, era solo se qualcuno voleva fare delle domande sia all'autrice che ha scritto il libro Fuori Menù, sia ai due imprenditori, anche per contestare, insomma, se qualcosa non è emerso, se qualcuno appunto aveva qualcosa da contestare rispetto alla loro visione, ad esempio se qualcuno aveva qualcosa da dire anche rispetto a quello che hanno detto sul lavoro, insomma, avete questo spazio adesso, oppure la richiesta di domande che c'era stata detta prima magari è stata ritirata.
mi sembra che chi voleva fare domande poi abbia perso l'occasione, o forse magari nell'ultimo intervento sono state già affrontati i temi che il pubblico aveva risposto, quindi possiamo andare a concludere qui questo incontro. Se hai qualcosa da aggiungere, altrimenti vado con i saluti. Beh, io ringrazio in ordine Fernanda Roggero, giornalista del Sole 24 Ore, autrice di questo libro. Appunto, non vorrei che fosse passata l'immagine che è un libro serio, lo è nella serietà dell'esposizione delle cose, però sono storie anche molto divertenti da leggere. Alcune sono molto Sì. divertenti. C'è tutta la storia di San Po, che è la persona, il presidente di questo istituto di elicicultura di Cherasco, delle chiocce. Io vi invito a leggere la storia di San Po, perché lui è un pazzo, e va bene, però era molto più che anarcoide. La sua vita precedente, in cui faceva il broker delle chiocciole, che andava in giro per il mondo a trovare chiocciole poi da portare sul mercato italiano, è veramente interessante. Ne ha fatte di tutti, compreso mettere su un allevamento di chiocciole con i monaci nella Bekaa, e per togliere le coltivazioni di oppio e di marijuana e di Siamo canapa. tra Libano e Siria. Esatto, quindi al confine tra Libano e Siria, e avevano fatto questa cosa, avevano tolto tutta la canapa e avevano creato questo allevamento di chiocciole, ma erano rimaste delle piantine qua e là, insomma, che poi si sono sviluppate. E la cosa divertente è che lui sostiene che le prime chiocciole poi che sono nate avevano anche un po' questa effervescenza un po' sospetta. Brava a raccontare questi aneddoti, insomma, che potrete leggere in questo libro. Il sottotitolo, appunto, Gli imprenditori che hanno rivoluzionato il gusto made in Italy. C'è una interessante prefazione di Marino Niola che abbiamo magari toccato in alcuni aspetti, e c'è un'intervista alla fine di Nico Romito, sì, che è altrettanto interessante, perché quando si parla con i grandi chef si pensa solo all'altissima cucina, quindi questi pranzi memorabili, carissimi, eccetera, eccetera. In realtà lui è molto interessante perché sta facendo un lavoro molto serio sull'innalzamento della qualità media, non so, delle mense, negli ospedali, e questo secondo me è la nuova frontiera anche dell'alta cucina. Ecco, ringrazio quindi Fernanda Roggero, come ringrazio i due imprenditori Dario Loison. Loison, abbiamo citato prima la moglie Sonia e il figlio Edoardo. Ringrazio Roberto Brazzale da Brazzale. Allora, l'autrice ha portato i libri e i due imprenditori hanno portato qualcosa, quindi al termine di questa presentazione ci sarà Loro hanno portato qualcosa di meglio. Esatto, una piccola degustazione a base dei prodotti di Loison e Brazzale Moravia, no? Esattamente. E anche burro. Io vi ricordo che domani ci saranno i mercoledì dell'innovazione e ci sarà Roberto Siagri, che è un fisico, cofondatore, già amministratore delegato di Aerotecca, autore del libro La servitizzazione, dal prodotto al servizio per un futuro sostenibile senza limiti alla crescita. Invece per gli appuntamenti del food siamo a martedì prossimo, dove Teresa Secco parlerà di riso, i racconti del riso, che è un libro scritto a quattro mani da Giuliano Ramazzina e da Mauro Mazza. Ringrazio tutti quelli in presenza che hanno assistito a questo incontro, ringrazio chi da casa l'ha seguito su YouTube e su Facebook, l'incontro che sarà presto disponibile online al termine della diretta, e per chi è in presenza la degustazione dei prodotti Loison e Brazzale. Noi ringraziamo te. Grazie mille.